Ultimi 90 minuti di fuoco, quelli sul sintetico dello stadio Pietro Gangemi di Torregrotta nella 26esima ed ultima giornata del girone D di prima categoria siciliana. Il Torregrotta affronta il Città di Santa Teresa. Distanti appena una lunghezza in classifica, i padroni di casa sognano la vittoria e il sorpasso dopo aver osservato il turno di riposo nello scorso weekend. Vittoria invece per gli ospiti che grazie al 3-0 sul Città di Lingua Glossa si sono assicurati il secondo posto in classifica. A dirigere l'incontro il signor Francesco Rao della sezione di Messina. Si può giocare dopo un minuto di raccoglimento in memoria di Sara Campanella. Al 18esimo, prima occasione di marca Santa Teresina, cross dalla destra di Maimone, ma Giovanni Gaeta non arriva all'appuntamento con la sfera. Ancora Città di Santa Teresa pericolosa, Carmelo Gaeta serve Ferraro di tacco da Asmiroldo, conclusione di prima intenzione che termina abbondantemente alta. Sempre solo gli ospiti in questa prima frazione, Carmelo Gaeta scherma il passaggio durante, sfera a Ferraro che prova ad armare il destro senza inquadrare il bersaglio grosso. 3 minuti dopo la mezz'ora, ancora Ferraro da ottima posizione calcia la parata di Foti sulla ribattuta, ci prova Maimone ma trova ancora Foti sulla propria di strada. Si vede il Torregrotta a 3 minuti dal duplice fischio, la punizione di Giordano dopo un batti e ribatti arriva a Battaglia, ma Smiroldo ben appostato sulla linea di porta salva tutto. Tramonta così la prima frazione di gioco sul parziale ad occhiali. Inizia con un cambio la ripresa dentro Aloe in luogo di Trimboli per mister Giannicola Giunta. A 5 minuti dentro il campo e le formazioni, Battaglia punta e salta Lombardo, cross per Murò che scheggia solo il pallone di testa. Al 55esimo Aloe si mette in moto, serve Murò, lancio per Rotella che calcia di poco fuori, era tutto fermo comunque a posizione di offside del numero 9 Torrese. All'ora di gioco la punizione di Maimone per Santisi, colpo di testa del difensore che termina sul fondo. Minuto 64, Aloe per Murò che apre da Pergolizzi, cross che arriva proprio al numero 10 Murò che di prima intenzione va con il destro, impassibile estremo difensore Santa Teresina, guarda il pallone spegnersi sul fondo. Al 67esimo tocca a Rasà rilevare Giordano. Minuto 70, cross di Murò proprio per la testa di Rasà, ne è entrato un miracolo di Gugliotta che alza in corner. Un minuto più tardi, angolo per Maccarrone, para Gugliotta, poi la conclusione di Rasà viene salvata ancora una volta sulla linea, questa volta da Garufi. Un minuto più tardi, ancora Torregrotta, massimo sforzo profuso dai ragazzi di mister Giannicola Giunta con la punizione di Murò alto di una spanna. Al 75esimo tocca Bonafini, prende il posto di Maccarrone e segue l'ingresso in campo di Morabito per Murò. 80esimo, Durante apre per Aloe, cross smanacciato sui piedi di Battaglia che ha l'occasione di portare in vantaggio i suoi, va con il destro sparando alle stelle. All'83esimo tocca a Donia fare il suo ingresso in campo in luogo di Ferlazzo. Minuto 88, Ferraro si invola e calcia verso la porta, Foti tocca e mette in corner. 90 più 4, Matai allontana sui piedi di Garufi che resiste a una carica, arma il destro Garufi sotto il 7 per il vantaggio Santa Teresino. Un Eurogol al Pietro Gangemi di Torregrotta, quello che manda il Città di Santa Teresa direttamente in finale playoff il prossimo 19 aprile. Sarà invece semifinale contro il Real Rocchenere per il Torregrotta nel prossimo weekend. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.